Allora, stiamo ritornando al tema della criticità. Volevo fare intervenire, tanto che ho chiesto la parola Furlanetto quanto la segretaria. Chi vuole dire prima? Io volevo concludere il discorso di prima, no? Che nella tua domanda di prima c'era anche la questione che diceva quali tipi di strutture, perché abbiamo anziani, sempre più anziani non autosufficienti, però abbiamo anche degli altri anziani che possono avere un tipo di vita diverso. Oggi magari li vediamo in due reparti diversi della stessa struttura. Che è la stessa struttura. Noi oggi invece stiamo pensando ad alcune esperienze che sono già partite e che dovrebbero crescere ancora in futuro, il cosiddetto co-housing, dove abbiamo gli anziani, quelli che sono ancora autosufficienti, che vanno a vivere in gruppo, in mini appartamenti, in case, ma con servizi in comune, dove si aiutano e magari sono, dal punto di vista sanitario, sono seguiti magari da una di queste strutture. Io porto sempre l'esempio dell'isola di Treviso, quello che viene in mente a tutti. Dove che attorno alle residenze dove ci sono quasi 1 migliaio di anziani, da alcuni anni stanno lavorando per ristrutturare edifici abbandonati del centro storico, e questo qui serve anche dal punto di vista delle città, per far rivivere le città, case che sono lì storiche, vecchie, abbandonate, e quindi dare agli anziani la possibilità di vivere in maniera autonoma, però sempre collegati a un centro servizi se hanno bisogno di qualcosa dal punto di vista sanitario. In questa strada devono andare avanti le cose. Adesso, per non citare sempre gli stessi, so che per esempio a Preganziol di Treviso il comune sta costruendo, qui invece di ristrutturare cosa vecchia che probabilmente non ne hanno, essendo un paese e non una città, stanno in campagna costruendo una struttura nuova di questo tipo qua per dar spazio agli anziani ancora autosufficienti. Chiaro. Infatti, segretaria, la cosa anche, le do la parola relativamente a questo tema, però le introduco anche questo, è una questione anche culturale. Sì. Perché quello che voglio dire, gli anziani di cui stiamo parlando, per carità, sono quelli di adesso che stanno gravando sulle famiglie e tutto, però sono i famosi baby boomers, perché non ti negarsi, si sta parlando anche di questi, sono la categoria che attualmente ha più di 60 anni circa, intorno ai 60, e che poi in masse critiche mostruose arriveranno all'età critica con pensioni non tanto alte. Sì. Quindi c'è anche questo aspetto. Infatti noi abbiamo elaborato questo documento per portare all'evidenza quello che già sapevamo. Noi sapevamo che ci sarebbero state queste criticità materiali, però la grande criticità è di tipo culturale. Noi possiamo fare tutte le analisi che vogliamo e fare tutte le proposte che vogliamo, ma se non rimettiamo al centro e se non cambiamo modello all'anzianità, cioè non ci sarà mai una lungimiranza tale da permettere di includere tutte le persone anziane e di farle entrare dentro i diritti esigibili, perché mentre noi adesso parliamo ci sono un sacco di persone, di familiari e di anziani che sono esclusi dai diritti. E sembra quasi che sia una cosa normale. Io mai avrei immaginato 20-30 anni fa che si stesse costruendo una società che escludeva così gli anziani, a parte che a volte rifletto che in Costituzione non c'è, nell'articolo 3 per esempio non c'è il requisito dell'età, l'età non c'è, perché forse anche i costituenti non pensavano che quelli che sarebbero venuti dopo avrebbero esercitato questa esclusione così massiccia verso gli anziani. E anche adesso il fatto che se ne parli sempre appunto per le criticità delle case di residenzialità e semiresidenzialità va bene, però va bene anche incoraggiare le politiche dell'invecchiamento attivo, no? Che però anche vedo che sui media viene sempre trattato come l'invecchiamento ben medicalizzato.
ma non è così. L'invecchiamento attivo ha un sacco di declinazioni, per esempio dare ai lavoratori e alle lavoratrici anziane la possibilità di lavorare fino a quando ne hanno voglia in buone condizioni. Io sono stata in consulta, adesso c'è la CISL, e nelle progettualità che noi abbiamo visto, in consulta abbiamo dato l'ok a delle progettualità, noi siamo rimasti sorpresi nel senso che lì le progettualità legate alla medicalizzazione erano poche. Gli anziani hanno soprattutto voglia di partecipare. La partecipazione e l'inclusione sociale è stata la progettualità che ha visto più adesioni, e per cui come possiamo adesso concludere? No, ma ci sono concludere per me, dico. Sì. Sicuramente Ma sono due capitoli enormi, perché sì, quello che stai dicendo, invecchiamento attivo, sono persone che stanno invecchiando, le dice ancora che lavorano, sì, e devono trovare un sistema di inclusione, di partecipazione, eccetera, e sono un capitolo, ma per fortuna sono persone autosufficienti. Sì. L'invecchiamento attivo vale anche per la persona che sta morendo, che è avviata verso... Cioè l'invecchiamento attivo deve iniziare dalla nascita e finire con la morte, mentre invece noi abbiamo l'idea o la tendenza a scartare le persone. E questo è un problema enorme, perché finché non risolviamo i problemi culturali alla base, poi facciamo anche fatica a mettere proprio a punto gli interventi che sono necessari. E adesso, secondo me, non c'è la percezione che il tema della non autosufficienza e di come viene trattata l'anzianità è un tema legato alla coesione sociale. Secondo me, se la Regione, se lo Stato non fanno quello che devono fare, sarà un problema, perché non è bello vedere come uno Stato e una Regione tratta i suoi cittadini e le sue cittadine anziane, che poi ci sarebbe un capitolo da aprire per la violenza contro le donne anziane, per la povertà delle donne anziane, che sono messe ancora peggio degli uomini, se così si può dire. Condizioni di difficoltà, questo sì. Ecco, alla luce di quanto diceva la segretaria, vicepresidente, che ha tirato fuori, tra l'altro ha messo al fuoco diversa carne, perché ci sono tante questioni. È interessante anche affrontare il discorso, lei ovviamente si occupa di strutture residenziali che hanno una certa connotazione e tutto, però queste strutture non sono accessibili a tutti. Io qua tocco l'aspetto finanziario economico, che non è di ultimo ordine. Cioè una discriminante importante è proprio per le donne l'aspetto economico. Persone anziane, un domani, io dico sempre coloro che adesso magari hanno i figli che lavorano all'estero o non hanno figli, perché poi ci sono molti che non hanno figli e magari sono donne e non avranno una pensione sufficiente, non potranno neanche permettersi di accedere a queste strutture, non potranno permettersi di avere, e già ci sono, la badante a casa, perché una badante, se messa in regola, voi lo sapete benissimo, costa l'ira di Dio, è insostenibile. In una società che si sta impoverendo sempre di più, una famiglia, io stamattina ho avuto modo di confrontarmi con una mia cara amica che ha entrambi i genitori over 90, che dice: ho i 2 bambini, io non riesco a immaginare come fare con i miei genitori che hanno pensioni di artigiani molto basse. Cosa faccio? Li mando in casa di riposo, sono sui 3.700 euro in 2, il pacchetto, ipotizziamo. Cioè, sono cifre impossibili. Impossibile, cosa facciamo? Cosa facciamo di queste persone? La badante costa anche quella, gliela butto là perché lei si occupa di queste strutture, non dico le vostre che magari sono del terzo settore, però non ce ne sono neanche tante perché sennò tutti verrebbero lì. Però è una realtà quella di preoccupazione, questa cosa dopo la sento anche voi su questo versante, aspetto economico. Beh, allora, io credo che l'aspetto economico vada di pari passo con l'aspetto della visione a 360 gradi dei servizi che vanno erogati, perché per esempio i centri diurni, che ce ne sono molto pochi, ed è difficile aprire i centri diurni, che sono un sollievo per la famiglia, che ovviamente costano molto meno, però per aprirli è prevista
che ci sia un blocco all'apertura per una percentuale non superiore al 10% rispetto alle quote sanitarie erogate, cioè sostanzialmente se la Regione prevede 24.000 quote non ce ne possono essere più di 2.400 posti per centri diurni. Tutta una questione matematica, insomma. Sì, questo è un errore che va rivisto, perché come va potenziato il domiciliare, così vanno potenziati anche i servizi semi-residenziali. Per fare questo si dà un servizio alle famiglie che costa molto meno e che fa mantenere da un supporto e da un sollievo. Sì, però vede, lei mi sta parlando di un sollievo, un supporto. L'anziano quando arriva a casa la sera, che a parte che il tragitto chi lo va a prendere, perché se già la famiglia ha l'asilo e diventa matta con l'asilo, mi dà se l'asilo per l'anziano, vabbè, mi viene il pensiero, no. Ci sono servizi che funzionano. Benissimo. Chi lo porta a letto? Chi lo pulisce? Cioè, allora ci vuole una badante notturna, faccia lei due conti, conti. No, ma è chiaro che la revisione complessiva deve tener conto dello stato di gravità, ma se lo stato di gravità è questo, di quello di cui lei sta parlando, lei mi sta parlando di qualche cosa, ed è così che succede, che ha necessità di servizi sanitari. Esatto. Allora non possiamo fare i servizi sanitari con lo sconto o che non hanno quel valore che devono avere. Il vero tema è questo. Allora, quando si parla di residenze, nel nostro caso le residenze non profit fanno un servizio di interesse pubblico, perché essendo realtà non profit non fanno altro che gestire con la forma del privato sociale un patrimonio che comunque è un patrimonio che spetterà poi al pubblico, e soprattutto è un patrimonio che rimane nel territorio e rimarrà per decine di anni, non c'è un proprietario che fa un profitto. Quindi questo patrimonio rimane nei territori, a vantaggio di tutti quelli che sono nel territorio. Ecco perché queste situazioni possono gestire il massimo livello di efficacia ed efficienza, ma quando andiamo a parlare di servizi di tipo sanitario sappiamo che il ministro Speranza l'ha detto, un posto letto in ospedale di lungodegenza costa 600 euro al giorno. Oggi un ospedale di comunità di cui si parla viene remunerato a 145 euro al giorno. È evidente che c'è da fare qualche verifica in questo caso, perché poi altrimenti tutto il resto si scarica sui cittadini. Esatto, che è la cosa peggiore, si scarica sui cittadini. Qua parliamo velocissimi della domiciliarietà. Per chi la vive è il grande bluff. Allora, prima di toccare, anche se l'ho riportato sempre all'attenzione questa cosa della domiciliarietà, volevo dire qualcosa sulle risorse. Allora, adesso stiamo parlando, ipotizzando che dovrebbero arrivare più risorse per dare una risposta alla non autosufficienza, tutti quanti l'abbiamo capito. Però le risorse da dove arrivano? Arrivano da chi paga le tasse. Ora, lo dico perché sono un po' arrabbiato della discussione che c'è in questi ultimi giorni, dove le tasse non le deve pagare nessuno, magari no, ma per i servizi, per la sanità, per la scuola, bisognerebbe ricordare che le paga lo Stato e lo Stato le paga con le tasse dei cittadini. Chiaro, no, ma questo lo sappiamo. Allora, se i cittadini avviene una diminuzione delle tasse in maniera generalizzata e non si colpisce in maniera adeguata l'evasione fiscale, rischiamo che i nostri figli nei prossimi 5-10 anni, col debito che si sta accumulando, lo pagheranno, altro che non autosufficienza. Altro che non autosufficienza. Ho fatto questo ragionamento perché, insomma, ci tenevo. Sulla domiciliarietà c'è, come abbiamo detto, nel Veneto sostanzialmente i 3/4, quasi 3/4 delle persone non autosufficienti sono a casa, assistite dai caregiver familiari oppure dalle assistenti familiari, 80.000 persone. Bisogna trovare un adeguato sostegno da parte dei servizi, quindi bisogna ragionare in forma integrata. Non può essere che il servizio che si dà di assistenza domiciliare non può essere che continui così come è oggi, che il servizio di assistenza domiciliare è ripartito a due, tra le USL, ADI, e i comuni, il SAD.
Il SAD fornisce... E la famiglia, la persona. E la famiglia, no? Che se non pagasse niente la famiglia. No, ma c'è la necessità che questi servizi vengano potenziati, ma oltre che potenziati, che siano integrati. Non può essere che uno, tra virgolette, ha tutto, qualcun altro non ha niente. Chiaro. Perché ogni comune, bisogna tenere presente, il servizio di assistenza domiciliare lo fornisce con un proprio regolamento, il che significa che nel comune di Lusiana Conco, dove io abito, con 4.000 abitanti, neanche 4.000 abitanti. Non è lo stesso di Asiago. Non è la stessa cosa di Asiago e non può essere che ci siano cittadini di serie A e di serie B divisi solo dai confini. Ritorno al tema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale. Siamo in chiusura, Furlanetto. Sì, io mi aggancio a questo ragionamento. Passando appunto dal discorso dei costi che ci sono nelle strutture residenziali, dove anche lì se una famiglia proprio non ha niente i comuni dovrebbero intervenire, poi abbiamo i comuni che piangono che non hanno le risorse necessarie, ma mi allungo al discorso che era quello per concludere sulla domiciliarità. Già Gino ha parlato del SAD e dell'ADI come tipo di servizio, mi aggancio per dire che questi servizi sono molto ridotti, nel senso che raggiungono l'1% degli ultra, il SAD raggiunge l'1% degli ultra 75 anni in Italia ed è andato calando in questi ultimi anni come servizio. Si sta pensando con dei finanziamenti che dovrebbero arrivare per il 2026 a 1,6 miliardi di euro, di riuscire a raggiungere almeno il 2% delle persone che hanno questa necessità, ma il 2% vuol dire 280-300 mila persone rispetto ai 3 milioni di non autosufficienti che abbiamo, quindi è pochino che questo. E qui mi voglio agganciarmi, perché tu dicevi, mentre parlava Gino, sì, anche oltre a ADI, SAD, comuni, la famiglia. La famiglia, discorso carigiver, in Veneto non abbiamo una legge sui carigiver, neanche a livello nazionale, a dire il vero. Sì, è stata prevista la figura di carigiver nella legge finanziaria del 2018, ma però non c'è una vera e propria legge nazionale in materia che stabilisca finanziamenti, interventi sui costi, sulla fiscalità e così via. E la stessa cosa, oltre che per i carigiver, e dare a queste persone, a questi familiari così definiti, delle assistenze dal punto di vista economico, perché queste persone magari lavorano, hanno anche il resto della famiglia da guardare e così via. E quindi una legge ci vuole per queste persone. Come pure bisogna fare un ulteriore passo in avanti rispetto a quello che è tutta la questione delle badanti a domicilio, dove, come diceva qualcuno prima nell'intervento, il 60% è in nero. Bisogna stabilire dei finanziamenti che favoriscano la riemersione di questo lavoro nero, oltre che aiutare le famiglie e la persona non autosufficiente. E quindi è questa la strada. Il problema ritorna a quello delle risorse. Quanto ci vogliamo mettere per la struttura degli anziani? Magari i giovani ci possono dire voi anziani pensate solo per voi. Io gli dico voi giovani non pensate tanto per noi, pensate quel po' che basta. Pensate per i vecchi di domani, che se avete tempo di vivere sarete voi. Con questa battuta, allora io direi di chiudere. Tra l'altro volevo dire appunto queste caregiver sono per lo più appunto donne che hanno lasciato anche il lavoro, quindi un domani avranno il problema di che pensione possono prendere, quindi qua si apre un altro capitolo. E poi giustamente la segretaria, ma vorrei fare un altro approfondimento un domani perché necessita ulteriore tempo, ha sottolineato l'aspetto delle violenze domestiche, ma è vero, c'è stato un incremento importante proprio per questa tensione che si crea all'interno delle famiglie con persone molto anziane, difficoltà di reggere certi equilibri non semplici. Chi fa da caregiver, chiamiamolo così, che vuol dire chi supporta la persona non autosufficiente a casa, perde la pazienza, è un dato di fatto, cioè arriva fino a un certo punto, perché non abbiamo affrontato il capitolo che molti di questi sono malati di Alzheimer, cioè non ragionano come prima, non è soltanto la persona che ha una malattia, è la testa che non c'è più. E si verificano moltissimi casi di violenza, molto molto importante, non solo nei confronti delle donne, ma anche nei confronti di uomini anziani, e sono episodi
brutti, non è vero che nelle case di riposo succedono queste cose qui, succedono anche nelle famiglie, e allora bisognerebbe capire anche, affrontare questo capitolo, secondo me necessita un approfondimento doveroso, magari anche con un'ulteriore figura di esperto, o chi possa anche darci degli spunti ulteriori. Intanto questo è il primo punto che abbiamo affrontato. Io vi ringrazio la Vicepresidente Oneba, grazie naturalmente di essere stato qui con noi, Gino Ferraresso, Furlanetto e lei segretaria, di averci consentito di affrontare questo capitolo, e a voi di averci seguito. Scriveteci come sempre, poi se avete problemi rivolgetevi ai sindacati che possono darvi una mano e dateci spunti di riflessione su queste tematiche. Noi naturalmente ci ritroviamo dopo la pubblicità per continuare la nostra trasmissione.